Ed eccoci di nuovo in studio. Un nuovo report dell'INPS segnala un forte calo degli artigiani nel paese. In Sicilia, in particolare a Catania, i vecchi mestieri resistono, ma mancano persone a cui tramandare queste conoscenze. Sentiamo Roberta Lunghi. Il bello che nasce dalle mani artigiane all'interno di questa piccola impresa di produzione mobili nel catanese, dalla tavola di legno al prodotto finito in un intreccio di competenze professionali sempre più in via d'estinzione. La crisi del settore artigiano si evince in Italia dal report dell'Osservatorio INPS sui lavori autonomi. Le motivazioni sono presto riassunte. Dall'aumento vertiginoso delle materie prime, oltre che dal caro energia. Diciamo anche che si fa fatica a trovare della manovalanza. Tra il 2013 e il 2022 gli artigiani sono diminuiti di quasi 280.000 unità nel paese, con un calo meno rilevante nel mezzogiorno, con un meno 12% rispetto a oltre il meno 15% nazionale, e la Sicilia e Catania in particolare si distinguono seppure nel calo esistente. La Sicilia si è attestata al quarto posto dopo Lombardia, Campania e Lazio. Catania nella fattispecie possiamo dire che ci possiamo ritenere soddisfatti perché comunque il rapporto tra le iscrizioni e le cancellazioni hanno toccato il meno 0,20%. A Catania dunque sono tante le attività artigiane che perseverano, in particolare con aziende a carattere familiare. I figli che continuano le imprese dei padri, da quella che il giovane titolare considera una boutique dell'edilizia. Una piccola squadra di lavoratori con anni e anni di esperienza che mettono in gioco esperienza appunto, ma soprattutto intelletto e manualità al fine di aiutare il committente a far diventare il suo sogno una realtà. All'azienda che riesce da padre in figlio a fare export con prodotti di lusso, fornendo sedie, poltrone, divani e altri complementi, e che lamenta il grave problema della formazione. Per realizzare il bello occorrono delle mani esperte. Le mani esperte non si formano a 20 anni, ma si formano a 14-15 anni. Quindi occorrerebbe veramente uno sforzo di rivoluzione del sistema scolastico che avvia al mondo del lavoro, all'artigianato, i ragazzi veramente in giovane età. Nelle nostre città si trovano sempre meno idraulici ed elettricisti, ma anche, secondo i dati diffusi da Unioncamere nei giorni scorsi, falegnami, lavanderie e piccoli trasportatori, mentre sono cresciuti i tassisti, i muratori, l'estetista e i tatuatori. Ma attenzione ad inquadrare in modo preciso la figura dell'artigiano, persona, ci dichiarano, disposta a lavorare giorni in più pur di produrre qualità, e la qualità di solito ha un costo superiore. Di più rispetto alla media, il costo però credo che come in tutte le cose, se è giustificato, il cliente è disposto a pagarlo. Costo giustificato e poi la parola no, difficile da sentire nella produzione artigiana. Quando il cliente viene da noi che crede che sia una cosa impossibile, poi sta nell'artigiano invece sorridere e dire no, si può fare. E ci sono aggiornamenti sull'inchiesta che ha portato all'arresto di alcuni pusher a Palermo che avevano fra i loro clienti dei VIP, tra cui anche l'ex presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, che però non risulta indagato. Il procedimento nasce da un'intercettazione disposta nell'ambito di un'altra indagine, da qui la necessità degli investigatori di avviare degli approfondimenti che hanno poi rivelato che il ristoratore era protagonista di un'intensa attività di vendita di cocaina ad una selezionata clientela, attività che svolgeva nel suo locale, divenuto quindi un luogo di spaccio. Si è arrivati così ad accertare diversi episodi di cessione di droga che l'indagato avrebbe realizzato con l'aiuto di altre persone come Gioacchino e Salvatore Salamone, già condannati per spaccio in un processo sui traffici dei clan mafiosi palermitani. Di Ferro si sarebbe rivolta a loro per rifornirsi di droga e avrebbe anche usato 3 suoi dipendenti come pusher. Sia Salamone che i dipendenti sono indagati. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi torniamo con le notizie di sport. Ed eccoci allo sport. Fumata nera per la cessione del Messina all'armatore piemontese Mannino. Il presidente Sciotto sarebbe vicino all'accordo con nuovi soci. Sergio Colosi. La cessione del Messina è ai limiti del ridicolo. Mentre ieri sera il presidente Pietro Sciotto annunciava la chiusura definitiva delle interlocuzioni sulla compravendita con Fabrizio Mannino, lo stesso armatore piemontese raggiungeva Messina con 4 suoi consulenti per presentare una nuova offerta e, se accettata, con appuntamento fissato dal notaio.
Ma non finisce qui. Lo stesso Sciotto, dopo aver incontrato 2 giorni fa Ezio Raciti per parlare di futuro con Pippo Bonanno nel ruolo di consigliere personale, ora sarebbe sul punto di chiudere un accordo con gli ex rossazzurri Maurizio Pellegrino e Francesco Baldini, legati a possibili investitori vicini all'acquisizione di parte delle quote della CR. Così Sciotto rimarrebbe presidente con poteri limitati, ma quanto basta per dare il ben servito a Mannino, gradito invece dalla tifoseria che annuncia proteste e contestazione. Tutto l'esatto contrario, come già avvenuto per l'iscrizione, quando Sciotto dichiarò di rinunciare alla prossima Serie C, salvo poi fare un passo indietro. I tifosi sui social si sono schierati apertamente contro il presidente, reo di non volere cedere la CR. Dopo essersi incontrato con Mannino e avere lavorato con i rispettivi legali per la conclusione della trattativa, Sciotto infatti ha sempre giocato al rialzo, non accettando prima l'offerta di 2 milioni di euro che successivamente è stata riformulata fino a 3 milioni, debiti compresi. Pur non avendo ricevuto la documentazione completa per una stima definitiva delle passività, Mannino è tornato in città per l'ultima proposta. Con Sciotto, si sa, può ancora accadere di tutto, ma c'è una certezza, anzi una regola. Dopo 1 mese e mezzo dallo spareggio play-out vinto contro la Gelbison, del Messina del futuro, come negli ultimi 6 campionati, non c'è alcuna traccia. E finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.